Tanto per iniziare, senza individui non si fa niente. Quindi qualsiasi organizzazione composta da individui bisogna che lavori per gli individui e con gli individui. Gli strumenti io credo che siano, e lo dico dal mio punto di vista, la narrazione, cioè sapere raccontare, quello che viene chiamato storytelling, bisogna fare dei laboratori su questo, la consapevolezza del proprio essere olistico, nel senso che il nostro corpo funziona come una entità unica e quindi l'empowerment si occupa di potenziare l'essere umano come strumento corporeo e la relazione con gli altri, l'ascolto. L'ascolto si può produrre perché soltanto nella società che avviene la vita sostanzialmente. Ecco, quindi il rapporto con lo spazio sociale è studiabile attraverso l'azione scenica. Per me ci sono due soluzioni o soluzioni proposte per lavorare nella direzione dell'empowerment dell'individuo e migliorare l'ambiente di lavoro nell'amministrazione pubblica o in qualsiasi altra organizzazione. La prima è quella di creare delle stanze di respiro, dove si respira e si parla di alcuni argomenti banditi ormai dalle organizzazioni. L'altra sono appunto laboratori di racconto dove gli interlocutori diventano autori delle loro vite raccontate. Certo, per fare questo chi lo propone, il leader persona, deve essere accreditato, deve farsi forte dei temi che porta. Questi sostanzialmente sono due grandi campi, due grandi aree dove si può intervenire.